Comunale di San Gregorio, 18° turno del campionato di promozione siciliana per il girone C. L'Atletico Messina rendeva visita al progetto Città di Mister Bianco, reduce dal pari a reti bianche sul campo del Ciclope Bronte nell'ultimo turno. È stata invece una vittoria senza fatica per gli uomini di Santino Bellinvia, che hanno avuto la meglio del Palagonia, presentatosi in appena 7 unità al Garde Sport di Mili Marina 4-3-3. Questo l'abito consueto scelto da Mister Bellinvia per vestire il proprio Atletico Messina, con la Fauci guardiano ai pali, linea difensiva composta da destra verso sinistra da Gulletta, Morabito, Russo e Pantano, in mediana spazio a Bonanno e campo ai lati di Mento, tridente offensivo con De Marco e Princi ad assistere il terminale offensivo Franco Gargiulo. Fischietto di questa gara il signor Gabriele Marino e la sezione di Siracusa, coadiuvato da Luigi Federico Barbagallo e Massimo Falzone, entrambi nella sezione di Acireale. Total black per l'Atletico Messina, risponde invece in completo rosso con calzoncini bianchi il progetto Città di Mister Bianco. Passiamo dunque a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini e al montaggio a cura di Mirko Giacopello. Biancazzurri a gestire il primo possesso e a rendersi pericolosi in avanti al quarto d'ora, con Pasquale Princi che si libera bene sull'auto mancino e orienta sul piede prediletto, quello destro, servedento per Bonanno, il quale fa da torre per campo, il quale prova a indirizzare la sfera verso la porta di Ravasco senza successo. Reazione al 22° del progetto Città di Mister Bianco con la punizione battuta da Aragonese sul secondo palo, dove trova Sparta che di testa mette in mezzo per Tosto, in quale calcia mandando fuori. Un minuto più tardi Princi, questa volta dall'auto destro, mette dentro il pallone sul quale prova ad avventarvisi De Marco, poi la palla orbita dalle parti di Franco Gargiulo, la parata di Ravasco ma a gioco fermo per un plausibile fallo di De Marco su un avversario. Al 33° la punizione di Antonio Sinito che sorvola di poco la trasversale. 5 minuti più tardi la sventagliata invece di Tonino Mento, che va a innescare la velocità di De Marco, il quale sprinta sul binario mancino, penetra in area di rigore ma si perde sul più bello, favorendo il ripiegamento difensivo della retroguardia etnea. Termina così la prima frazione di gioco, squadre alla pausa sul parziale di reti bianche. Sicuramente un primo tempo che non passerà alla storia per spettacolarità. Passiamo allora con le nostre immagini invece a raccontarvi del film della ripresa. Al 52° la rimessa laterale dalla sinistra riesce a innescare Pasquale Princi, molto attivo quest'oggi, come al solito danza sulla linea di fondo. Il numero 10 atletista mette dentro il pallone sul quale si avventa De Marco, non riuscendo però a imprimere forza al proprio tentativo di testo. Inizia la girandola di gambi per Mister Bellinvia, al 58° getta nella mischia Riccardo Libro in luogo di De Marco. Al 61° la punizione di Mariano Russo che prova a sorprendere il portiere Maravasco, recupera in fretta la posizione bloccando la sfera. Al 66° angolo di campo insidioso ma sulla traiettoria svetta Sparta dal corner che ne consegue, palla messa dentro sempre da campo per Mento, la palla carambola fuori dove prova ad avventarsi Princi, cerca la soluzione alla Teo Hernandez, il mancino però del numero 10 atletista non è fortunato come quello del terzino goleador rossonero. Timida reazione del Mister Bianco un minuto più tardi con Sinito che mette dentro per Mongelli, il quale calcia debolmente, ancora cambia al 67° e il tempo di Franco Lacorte che prende il posto di Gargiulo. Al 68° apertura di Mento proprio per il neoentrato Lacorte, il quale prova ad avventarsi con foga, con cattiveria agonistica su questa sfera. 76° cross dentro di Pantano, la difesa allontana sui piedi di Russo in costante proiezione offensiva, ci prova l'ex Sant'Agata senza riuscire a centrare però il bersaglio grosso. L'ultimo cambio con Samuel Portovenero al minuto 77 al posto di Fabio Campo. Non è il tempo però di mettersi in mostra, perché segue solo il triplice fischio del direttore di gara. L'Atletico Messina impatta sul campo del progetto Città di Mister Bianco, secondo pari esterno consecutivo per l'Atletico Messina di Mister Santino Bellinvia. Il prossimo se la vedrà in casa contro il Villaggio Sant'Agata.